Dicevo a Chiarina, i mobili, come avete deciso di risolvere il problema dei mobili? Beh, veramente di questo non abbiamo parlato. No. Ne dovete parlare? Non abbiamo parlato, ma io ho pensato qualche cosa. Hai pensato a qualche cosa? Allora parla, Tu ti ricordi come dicesti quando morirono papà e mamma? Dai, non mi ricordo. Lui, generoso com'è, perché la generosità di mio fratello è proverbiale. Quello si vede in faccia. Beh, Ma quanto si vede. Si vogliono bene, Buono, altruista, generoso. E lui mi disse così: Chiari, questa è tutta roba tua. Papà e mamma ci tenevano tanto a questi mobili. Quando ti sposi, te li pigli tu. allora non si parlava proprio di matrimonio, no? Ma con quei mobili si possono arredare 2 appartamenti. Si deve smontare il santuario. No. I mobili vengono con me, mi seguono. E io ricostruisco il santuario. A un'altra parte, si fa A il casa santuario mia. a casa tua, sì. A casa Vedi? mia. Sì. No, ho capito. E io penso che mi sembrerà di vivere sempre con papà e mamma. Sì. Eppure loro dall'altro mondo si sentiranno sollevati al pensiero di avere contribuito alla mia felicità. Ma del resto tu in quelle 4 camere non ti ci volevi fare lo studio? E quale più bella occasione? Sì, io volevo fare lo studio, sì, certo, i mobili sono tuoi, per carità, ma sono chi te lei, li tocca? I ce li mobili tu l'ha lasciato. sono il deposito con le 4 camere. No, Lore, no. Le 4 camere sono l'unico spiraglio di luce per me. E il deposito è il solo mezzo di sostentamento per l'avvenire. Ma tu capisci che ci metti in alto mare, Lore? Chiari, fammi parlare. E allora parla solamente tu, che non è buonanotte. Sto parlando, ti vede? Sto parlando. Cuore mio bello, fammi parlare. Vedi che, insomma, quando io comprai le 4 camere con il deposito, sembrava a tutti quanti una spesa sballata. Tutti quanti. Tu per la prima dicessi, Lorena, mi pare una spesa folle, una spesa inutile. Io da poco ho finito di pagare le rate di questo appartamento, perché questo è pure di proprietà mia. Ah, questo? Sì, il nostro padre lo teneva in fitto, pagava una sciocchezza al mese, un fitto di tanti anni fa, e non trovo opportuno di acquistarlo. D'altra parte, anche se avesse voluto, non sarebbe stato possibile, perché tu lo sai, il nostro padre non aveva bene di fortuna, non ha lasciato manco una lira. Con il sacrificio personale e con il mio lavoro, io misi piede su piede, assicurai il tetto per me e per mia sorella. Poi acquistai il deposito con le 4 camere. Perché feci quella spesa? Beh, santi lui, non credi che uno quando fa una spesa deve mettere i manifesti e deve chiarire a tutti quanti perché e come l'ha fatta. Significa, ognuno nella vita ha il diritto di realizzare una cosa qualunque, pure sballata, e crearci castelli di carta sopra, senza pertanto dover dare conto a nessuno. Io non capisco, Lore. Tu vuoi dire che già sapevi la destinazione che volevi dare a quel deposito con le 4 camere? No, se permettete, io ho capito. Il professore vuol dire che un presentimento lo aveva quando fece quell'acquisto, che quella spesa che sembrò tanto inopportuna in quel momento ha presentato più tardi la sua validità. È così. No, Don Gaetano, no, non volevo dire questo. Se permettete io vi dico chiaro il pensiero mio. Scusate. No, scusate, Vi prego. volete anticipare delle idee mie? Che Vi sì, chiedo scusa. io e mia sorella siamo legati da un affetto veramente esemplare. Io vorrei dare a Chiarina, ma non quelle 4 camere, sono a sciocchezze col deposito, ma 10 palazzi di casa se io le avessi. Il guai è che io sono un piccolo proprietario, io con quel poco vivo. Chiarina, sorella mia, e come puoi consigliarmi una cosa simile, di disfarmi una cosa che è proprio il frutto del mio lavoro? Allora, frate mio bello, e noi come facciamo? Ma sorella mia bella, facciamo? per ora voi vi affittate una piccola casetta. Adesso per 25, 30, 35 mila lire al mese si trovano queste casette di 2, 3 camere, cucina e bagno. Ve ne andate, certo. I mobili i mobili sono tuoi, li avete. Ma me ne devo andare pure da qua? Sorella mia bella, cuore mio. Perché io ho detto che te ne devi andare, ma per carità, ma mai questo? No, dicevo che voi, soprattutto sposandovi, sentirete il bisogno di avere una casa tutta per voi, per godere di quella tranquillità, di quella libertà a cui tutti abbiamo diritto a un certo punto nella vita, insomma.
Filù. Filù. E tu che dici? Filù? I carceri, chiari.